Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello spettacolo mercato. Battamo al napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare, come vi ho anticipato prima nel post, dei pronostici delle partite di Champions e poi andremo a fare sempre in questo video, andremo a a fare il pre-partita di Napoli-Karabag. Una piccola parentesi, dopo usciranno due video, quello sull'infortunio del Napoli, avvenuto prima, e poi l'episodio 4 della carriera con il Napoli, con l'episodio numero 4 siamo, sì, quel numero 4. Vabbè, incominciamo subito con i pronostici delle partite di Champions. Allora, abbiamo Ajax Benfica 0-0 X, Galatasaray Union SC 1-0, secondo me segnerà Sané. Scusate, Dortmund Villarreal 1-0 Dortmund. Secondo me segna Adeyemi. Poi Bodo Glimt Juve 0-0, che tra l'altro perché dico 0-0 Juve Bodo Glimt, no? Nonostante Bodo Glimt è una squadra almeno sulla carta inferiore alla Juventus, perché? Perché come abbiamo visto l'anno scorso in Europa League e in altre sfide, il Bodo Glimt è riuscita a fermare squadre del livello del Chelsea, Real Madrid, cioè per farvi capire, se squadre qua, se piccole squadre qua, riescono a fermare delle squadre che militano nei top 5 campionati europei, che fermano le squadre che hanno vinto la Champions, 15 Champions League e roba varia. Cioè, queste squadre, anche se sembrano piccoline e roba varia, poi vi uccidono un po' come il Carabag secondo me stasera, che sarà un po' lottata, eh. Però vabbè, questo qua ne parliamo dopo. Poi abbiamo Chelsea-Barcellona 0-2 Barcellona, segna Yamal fa la doppietta. Manchester City Bayer Leverkusen 1-0 Manchester City, secondo me segna Erling Braut Haaland. Poi Marsiglia Newcastle secondo me 0-0. Poi Napoli Karabag ve la dirò dopo, no, no, quando inizierò a parlare del pre-partita, non ve la dirò ora. Poi Slavia Praga Athletic Bilbao 0-0 secondo me. Poi abbiamo Copenaghen Kairat 0, un'altra partita 0-0. Ho messo diverse partite 0-0 perché secondo me sono partite molto equilibrate rispetto a quello che si pensa. Come il Copenaghen e il Kairat sarà una partita molto equilibrata secondo me. Arsenal Bayern Monaco, che secondo me al momento sono le squadre più in forma della Champions League, ma al mondo, in Europa, sono le due squadre che stanno meglio rispetto alle altre. Perché il Bayern Monaco è il primo in classifica, con tipo 8 punti sopra la seconda, adesso non mi ricordo. Invece l'Arsenal è prima sopra alla seconda, sopra con 6 punti alla seconda. Adesso non ricordo chi è il secondo, non mi ricordo. Forse Liverpool, mi devo guardare diciamo la classifica, però vabbè. Però secondo me vince il Bayern Monaco, segna Kane e si fa la doppietta. Athletic Bilbao Inter 1-0. Athletic Bilbao, no scusate, no Athletic Bilbao, scusate, Atletico Madrid volevo dire, mi sono confuso. Segna secondo me Raspadori per l'1-0. Francoforte Atalanta 0-0. Liverpool PSV Eindhoven 1-1. Per il Liverpool segna Isaac che si sblocca finalmente e poi per il PSV segna Dennis Mann. Poi Olympiacos
Real Madrid 1-0 Real, segna Vinicius. Poi PSG Tottenham 1-0 PSG, Barcola segna, secondo me. Sporting Lisbona, Club Bruges, cioè non segna nessuno e finisce per 0-0. Allora, passiamo alla partita tra Napoli e Karabag. Allora, per me finisce per 2-0 Napoli. Segna la doppietta Rasmus Odiun. Dovrebbe giocare ehm, Olivera e nel prossimo video vi spiegherò il perché. Una chicca giusto così, mi sono arrabbiato un botto. Penso che il prossimo video uscirà verso le 3, non lo so. Però vabbè, segna Oriund, però secondo me il primo gol arriverà nei primi 10, massimo 12 minuti della gara. Poi sarà tra virgolette una partita molto equilibrata e finirà per alla fine che se farà il gol Oliund farà gol Oliund però nei minuti finali perché poi nel resto della partita dopo il primo gol sarà ribadisco sarà una partita molto equilibrata. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao.